Buon pomeriggio. Eleonora Nocente, ci sei? Vieni sul palco, vieni. Ci sono. Buon pomeriggio a tutti. Allora, siamo pronti? Sì, se fanno gli applausi dobbiamo ancora cominciare. Quando cominceremo cosa succederà? Basta non siamo stati. Bene. Allora, noi dicevo siamo pronti. Hai visto com'è l'ambiente dietro il camerino? Sono prontissime le ragazze, stanno per arrivare, fra poco le conoscerete. Esatto, non diciamo nulla di più, però ripeto, ci piace venire a salutarvi, poi abbiamo un ospite che introdurremo più tardi, Un ospite speciale. specialissimo che ci è venuto a trovare oggi. Una raccomandazione voglio fare, ecco, ne approfitto sempre per fare questa, è una cosa tecnica, però lo diciamo. Per fortuna Miss Italia ha al seguito sempre fotografi, operatori, cameraman e tutto quanto ne consegue. Eleonora fa la presentatrice, però è anche una gran modella e sa bene come funziona. Io sono andato a cercarmi le cose sempre più difficili, le Miss, le modelle con me, e io sono quello che sono. Io vado a cercarmi le cose sempre più complicate, mai trovarmi uno brutto, no? Mi trovo le modelle. Mi piace la sfida. Mi piace la sfida. No, dicevo, ci sono fotografi, giornalisti, eccetera, eccetera. Ovviamente se siete nelle prime file, qualcuno potrebbe essere fotografato, ripreso, sapete, i social. Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti. E benvenuti alla 77esima edizione di Miss Italia. Siamo qui in questa fase di selezione regionale in cui verrà eletta una ragazza che passerà appunto alle finali regionali del concorso per concorrere per Miss Veneto. Beh, vabbè, giovani, vabbè, belle, però alla mia età uno beve un goccio d'acqua, come ho detto prima all'inizio della serata, e dicono, ah sì, e ti prendono subito il posto. Eleonora Nocente, un bel applauso per lei, grazie. E vedere tutto. Grazie Eleonora. Allora, ha giustamente detto Eleonora, questa è una selezione importantissima perché le ragazze che vinceranno oggi, tu sai bene, parteciperanno direttamente alle finali regionali. Però, vogliamo aprire con un ospite? Eh sì, è un ospite importantissimo, come annunciavamo. Lo spazio al centro tra noi, come vi ho detto prima, nell'anteprima, ormai si chiamano così, io vado a cercarmi sempre le cose difficili perché abbiamo delle bellissime ragazze in gara. Ho il piacere di avere Eleonora, con la quale poi parleremo, è una modella, ha avuto anche lei un'esperienza con Miss Italia, e sapete che abbiamo oggi come ospite niente po' di meno che colei che a Jesolo lo scorso anno si è aggiudicata la fascia di Miss Veneto 2015 e poi alla finale nazionale si è aggiudicata il titolo nazionale di Miss Sorriso Interflora. Lei è Alessia Rico, simpatia Interflora, scusate, eccola qui, Miss Simpatia Interflora, Alessia Rico. Alessia, sei rientrando sul palcoscenico di Miss Italia, impegnatissima con Interflora, mi dicono che sei sempre in tour alle fiere a rappresentare questa importantissima azienda sponsor anche quest'anno di Miss Italia. Sì, certo, hanno vinto la fascia di Miss Interflora e adesso sono molto impegnata, è una bellissima esperienza e spero che le altre ragazze possano fare una bella esperienza come l'ho fatta io. Senti, essere nel dietro le quinte, vedere le altre ragazze come eri tu l'anno scorso a partecipare a una selezione, cosa provi? Provo dei bei ricordi perché mi ricordo l'anno scorso ero agitatissima e ora invece sono un po' più tranquilla, più calma e quindi la vivo meglio. Eleonora, poi... Sì, una domandina. Qual è stato l'impegno più grande di Miss Italia? A parte, insomma, sappiamo che sei impegnata adesso con il titolo nazionale che ti sei guadagnata. Qual è stato invece l'impegno più grande durante quei 10-15 giorni della finale nazionale? Stando fuori casa per 20 giorni ovviamente è mancata la mia famiglia, però è stata comunque un'esperienza che mi ha fatto crescere. Anche perché io vorrei far capire il valore di questi titoli, l'importanza, perché uno pensa tra le prime 33, perché ovviamente per arrivare dove è arrivata lei era tra le prime 33 finaliste di Miss Italia, l'abbiamo vista in diretta sulla 7, però i numeri a volte servono a capire il valore di quello del risultato che ha ottenuto questa ragazza. L'anno scorso si sono iscritte in Italia 10.000 ragazze, tantissime, alla finale ce n'erano 208, 210 e lei tra le prime 33, io farei un bel applauso per lei, e poi in fondo tra le prime, adesso non mi ricordo, 8-9 perché poi sei stata una titolata nazionale. Allora, sai cosa facciamo? Ti chiediamo una passerella qui, che dice Eleonora? Sì, assolutamente. Avete anche sfilato insieme in Sì, occasione di un grande evento. Scusa, quindi, allora, una passerella qui, poi ti vai a accomodare tra i giurati, prego.
Senti, andiamo a conoscere subito le ragazze. Eh sì, mi sembra doveroso. Sigla veloce, le vediamo tutte insieme. Sì. Eleonora, 77esima edizione di Miss Italia quest'anno, 77esima da quando nacque il nome 5.000 lire per un sorriso, e 70esima edizione, quindi dal 1946, proprio con la nascita appunto della nostra Italia. Dicevo 70 anni perché in quell'anno prese il nome di Miss Italia, perché quella volta si potevano utilizzare i nomi stranieri, prima era vietato. Quindi ecco perché i 77 anni, ma in realtà i 70 anni del nome. Noi sapete che abbiamo come patrona Patrizia Mirigliani, che è una donna straordinaria che segue sempre con tanta cura e attenzione quello che è il lavoro degli agenti regionali in tutta Italia, ma soprattutto con tanta simpatia e attenzione alle ragazze che partecipano. Patrizia manda in ogni serata un saluto e io credo che sia giusto. Io ve lo devo leggere, esatto. Care amiche, cari amici e care ragazze concorrenti, grazie per essere qui con noi. Miss Italia, come diceva mio padre Enzo, è un bellissimo gioco, ma è anche qualcosa in più. È un sogno, un bel sogno che può avverarsi, ed allora viviamo insieme questo sogno che si rinnova sempre. Evviva Miss Italia e viva la bellezza che cambia. Grazie Patrizia Mirigliani. Allora, Eleonora, facciamo così, tu stai su quel lato, ci dobbiamo dividere, ahimè, come mi dispiace. Io sto di qua perché adesso iniziamo a conoscere le nostre 18 concorrenti. Sì, una per una. Una per una cosa succede, noi adesso le chiameremo sul palco, sono vestite col loro abito, le numeri dispari si avvicineranno a me, il numero pari a te, si presenteranno e questo sarà un primo passaggio. Poi racconteremo quello che succede di tanto. Adesso le dobbiamo far vedere, le dobbiamo far conoscere perché sono giustamente tesi i signori giurati che poi vi presentiamo prontissimi con le schede e le penne in mano, e quindi questa selezione di Miss Emisfero Scorzè è aperta dalla concorrente numero 1. Prego! Eccola qua, la numero 1 e si presenta. Buonasera a tutti, mi chiamo Elisa, ho 18 anni, vengo da Padova e nella vita sono una studentessa. Cosa studi? Liceo del benessere estetica. Molto bene, prego. Andiamo quindi a conoscere la numero 2. Ciao. Salve a tutti, sono Claudia Mazzolin, ho 18 anni, vengo da San Giorgio delle Vertiche in provincia di Padova. Andiamo con la numero 3. Buonasera a tutti, sono Irene Rizzi, ho 19 anni e vengo da Mestre in provincia di Venezia. Studio, sono al liceo scientifico. Molto bene, concorrente numero 3.
vengo da Padova, ho 18 anni e sono una studentessa di liceo scientifico. Molto bene, prego, concorrente numero 5. Andiamo a conoscere la numero 6. Buonasera a tutti, sono Veronica, vengo da Padova, ho 18 anni e nella vita faccio la studentessa. Perfetto, grazie. Numero 6, arriva numero 7, immagino. Correggetemi se sbaglio. Numero 7, vai. Sono Asia, vengo da Soave e sono una studentessa. Agraria. Molto bene, prego. Chiedo di avvicinarsi alla concorrente numero 8. Ciao, buonasera a tutti, sono Anna Canazza, ho 18 anni e vengo da Este. Faccio la mamma. Complimenti allora alla mano. E andiamo con il numero 9. Prossimo tuo presente. Buonasera a tutti, mi chiamo Giorgia Podon e vengo da Carmignano di Brenta e ho 18 anni. Sono una studentessa. Molto bene, prego. Conosciamo quindi la numero 10. Buonasera a tutti, sono Martina Rigato, vengo da Padova, ho 20 anni e studio biologia molecolare. Benissimo, grazie. E poi abbiamo la numero 11, concorrente numero 11. Buonasera a tutti, sono Sara, ho 21 anni e vengo da Padova. E nella vita sono una studentessa. Molto bene, prego. Siamo quindi vicino a
ho 24 anni, vengo da Tivole e lavoro come assistente alla poltrona in uno studio odontoiatrico e come speaker radiofonica. Molto bene. Molto bene, andiamo alla prossima, la concorrente numero 15. Buonasera a tutti, sono Annalisa Roverselli, provengo da un piccolo paese in provincia di Mantova, Oddi sul Mincio e nell'attività studio lingue a Verona. Molto bene, prego. Beatrice, ho 23 anni e vengo da Conselle in provincia di Padova. Nella vita lavoro in un bar biologico. Perfetto, grazie. L'ultima concorrente in gara di oggi, la concorrente numero 18. Buonasera a tutti, io sono Giulia, ho 19 anni, vengo da Tivole e nella vita sono una studentessa. Studio mediazione linguistica. Grazie mille. Bene, facciamo un bel applauso ai nostri concorrenti. Belle, bravi, esatto. Perché poi guardate che sembra facile, ma salire sul palco, raccontare Con il pubblico. e soprattutto in gara.